Benvenuti con Borghi d'Italia, siamo tornati in Liguria a Castelnuovo Magra, il comune bandiera arancione del Touring Club. Si trova a 188 metri sul livello del mare e conta 8.300 abitanti. Da una parte guarda alle Apuane e dall'altra al Mar Ligure ed è inserito tra vigneti e uliveti. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato dai protagonisti del territorio. Mettetevi comodi, a voi Castelnuovo Magra. Castelnuovo Magra è il mio paese di nascita e quando ero piccola io venivo sempre qui a giocare in piazza Querciola con tutti i miei amici. In paese ho cambiato 2 case e queste 2 case le ho amate una più dell'altra e mi piace abitare qui. Il corteo storico è un ricordo di quello che è successo nel passato e fin da piccola io ero da popolana, sono passata da dama e mi piace interpretare questo ruolo. Venire qui a Castelnuovo è un motivo sia per scoprire bellissimi paesaggi, sia per anche notare la torre che è sempre bella da vedere. Benvenuti nel borgo di Castelnuovo Magra, un borgo medievale che è stato costruito sulle rovine, sui resti dell'antica città di Luni, che è un po' la città che ha dato origine a tutti i borghi di questa nostra zona, di queste colline, di questo territorio della vallata del Magra. Questo borgo medievale è stato edificato prima con un castello in questa zona, esatta dove siamo adesso, dove siamo in questo momento, con un vecchio castello per difendere gli abitanti che si chiamava Castello di Santa Maria. Un castello che è stato poi distrutto nel corso del tempo, sul quale oggi è stata edificata la chiesa del centro storico. Si chiama Castelnuovo proprio perché dopo questo castello ne è stato costruito un altro, uno nuovo, che è nella zona più alta del paese, dove poteva difendere meglio gli abitanti dalle incursioni e dagli attacchi, e che ancora oggi ci rende omaggio della sua antica torre, nella quale abbiamo le prove, gli atti notarili, i documenti che dimostrano essere stato il sommo poeta Dante Alighieri quando nel 1306 venne a stipulare la pace del vescovo di Luni, che aveva la sua sede qua a Castelnuovo Magra, con i Malaspina, i signori Malaspina, i signori della Lunigiana, con cui all'epoca erano guerre continue. Soprattutto all'interno di questo borgo possiamo trovare la tranquillità, il relax, l'assoluto desiderio degli abitanti e degli ospiti, dei visitatori e dei turisti di riposarsi, di rilassarsi. A pochi chilometri dal mare, per chi vuole godersi le vacanze al mare, dalle cave di Carrara, perché qui vicino l'antica città di Luni era il porto da cui partiva il marmo di Carrara per tutto il mondo, e anche qui ne troviamo traccia nei muri, nella chiesa, nel castello, troviamo traccia di questo marmo ovunque perché è parte integrante della nostra storia, del nostro territorio. Il simbolo del nostro comune è un simbolo del tutto particolare, una croce e una mezzaluna. La mezzaluna rappresentava il porto, che aveva la forma di una mezzaluna, e rappresentava il potere dell'antica città di Luni. Poi troviamo la croce vescovile, perché questa era la sede del vescovo di Luni. E messi insieme questi 2 simboli che troviamo nel nostro gonfalone, che è stato autorizzato nel 1933, danno una particolarità. Sono il simbolo della Croce Rossa Internazionale. Casualmente il nostro simbolo è un simbolo di pace e di solidarietà in tutto il mondo. Io sono molto affezionato a questo paese perché ci sono nato, ci sono cresciuto all'ombra di questo campanile.
sono sempre stato vicino alla chiesa, ho fatto il chierico sino a 13 anni, poi il Boy Scout, poi l'organista per accompagnare le funzioni religiose nei canti della domenica e nei funerali, nei matrimoni. Ho diretto e continuo a dirigere da quasi 40 anni un bellissimo coro, il coro Lorenzo Perosi di Castelnuovo Magra. Il mio lavoro si è svolto sempre sino alla pensione in questo paese e ho i miei figli che abitano in questo comune e i miei nipoti che abitano vicino a me e quindi per me questa è la vita. Ho l'autorizzazione da parte di Don Salvatore, che purtroppo è assente per problemi di salute, al quale faccio i miei più cari auguri di pronta guarigione, di aprire alla mattina la chiesa e alla sera naturalmente però all'incarico la signora Marta Moracchioli di richiudere la chiesa. Questo lo facciamo per dare la possibilità ai parrocchiani di Castelnuovo Magra e ai turisti di poter entrare in questa magnifica chiesa, i primi per pregare, i secondi per osservare e per vedere tutto quello che c'è in questa meravigliosa, io chiamo cattedrale perché è importantissimo per me dire questo problema. Io ci sono affezionato, io quando alla mattina apro la chiesa ho la gioia nel cuore, mi sento bene, per me è un battesimo tutte le mattine. La chiesa nella quale ci troviamo è dedicata a Santa Maria Maddalena. Già questa intitolazione è un'intitolazione abbastanza interessante perché non si ritrova appunto in questa zona ed è relativa alle tradizioni sulla evangelizzazione che Maddalena, Marta e il resuscitato loro fratello Lazzaro avrebbero compiuto nell'arco tirrenico fino alla Provenza, fino a Marsiglia, dove, come è noto, la Maddalena avrebbe poi concluso la sua vita come eremita. Questa chiesa colpisce il visitatore per la sua monumentalità, per il fatto che, diversamente da altre chiese liguri, eccetera, ci sono colonne monolitiche di marmo di Carrara, con bei capitelli ionici, secondo un'impostazione che rimanda assolutamente all'architettura fiorentina del primo Seicento, e questa è un'impostazione nettamente brunelleschiana. Io ritengo che ci sia un legame fra questa situazione e il fatto che qui, in quell'epoca lì, fra fine 5 e poi avanti nel 600, una delle famiglie più cospicue fosse un ramo dei Pucci di Firenze, che avevano il loro altare qui in fondo a sinistra. E quindi anche questo rimanda a che cosa? Al ruolo che hanno sempre avuto storicamente in questo paese le famiglie nobili. Però la chiesa nella quale ci troviamo, costruita nel 600, non è la primitiva chiesa. La primitiva chiesa, che è una chiesa sicuramente medievale, era in questo sito, era molto più piccola, no? E aveva già l'intitolazione sicuramente alla Maddalena. Da lì provengono alcune delle sculture più interessanti che si trovano in questa chiesa, che si trovano nel vano presbiteriale, a cominciare appunto dalla statua della titolare, che è la statua della Maddalena, la quale nel 1539 venne inserita in un contesto moderno, per cui la sua natura di statua quattrocentesca in realtà non è ancora ben stata evidenziata. In questa chiesa ci sono delle statue notevolmente importanti, tutte in marmo lunense. Questa chiesa venne completata, come ho detto, sulla base di un disegno probabilmente fatto ai primi del Seicento. Nella seconda metà del secolo abbiamo la data 1671 nella lunetta del portale, con la raffigurazione del parroco Bartolomeo Tonarelli, che 10 anni dopo la conclusione dei lavori della chiesa, cioè nel 1681, morì e fu sepolto in questa lastra cosiddetta terranea, cioè a livello del pavimento, che adesso noi vediamo invece spostata a parete.
Per quanto riguarda i dipinti, in questa chiesa il pezzo, come dire, di gran lunga più famoso è questa tavola che è conservata in questa qui nella prima cappella a sinistra entrando, con la crocifissione, che è opera di Bruegel Junior, cioè il figlio del più famoso Bruegel, Piet Bruegel il Vecchio, il quale era specializzato in copie delle cose del padre. Gli altri dipinti notevoli sono quelli nell'oratorio qui accanto, cioè l'oratorio del Santissimo Sacramento, detto dei Rossi per il colore delle cappe. L'altro oratorio detto dei Bianchi, perché loro invece, secondo la tradizione dei penitenti del primo 400, usavano dei semplici camici e usano tuttora sfilare con semplici camici bianchi. Nel caso dell'oratorio dei Bianchi ricordo questo compianto dipinto a olio su sagome metalliche che è stato restaurato di recente e che è in questa mostra a Palazzo Ducale a Genova. Fra gli altri dipinti da segnalare c'è quello che raffigura il patrono del paese, San Fedele, perché abbiamo detto la chiesa è titolata alla Maddalena, però il patrono del paese è questo martire San Fedele, che ovviamente ai suoi piedi, in atto di protezione, c'è una veduta del paese che è interessante dal punto di vista documentario, perché fa vedere sia la facciata della chiesa come era un tempo, sia il castello quando era ancora integro. Alle spalle di questa cappella c'è il vano che contiene appunto le reliquie, compreso appunto questo busto argenteo realizzato a Genova all'inizio del Settecento della Maddalena, che è un pezzo molto bello, molto interessante, e vi invito appunto a venirlo a vedere nei giorni in cui normalmente viene esposto, che sono il giorno dell'Epifania, quindi il 6 di gennaio, e il giorno verso la fine di luglio in cui si festeggia Santa Maria Maddalena. Giunti a Castelnuovo Magra è importante conoscere anche l'itinerario del gusto. La signora Amelia ci cucinerà gli squisiti panigazzi, poi con uno chef scopriremo le altre tipicità e i piatti tradizionali del luogo. Per preparare questo piatto bisogna fare una pastella molto liquida di acqua, farina e sale. Dopodiché ci vuole un testo, noi lo chiamiamo testo, che è in ghisa, in acciaio, quelle cose lì, molto caldo, si unge e si fanno questi panigazzi, sono chiamati. Quando sono cotti, girati da una parte all'altra, poi vanno conditi sia con pesto, olio e formaggio e sugo. Vi aspettiamo a Castelnuovo, che noi li facciamo quando ci sono le nostre sagre. Siamo qui per illustrare un poco di gastronomia tipica della nostra zona. Allora partiamo con la prosciutta castelnuovese, che è uno dei piatti tipici come piatto, come salume, uno dei grandi salumi italiani. Mirko e Elena sono coloro i quali la producono. Questa prosciutta trova un suo impiego nel nostro territorio, per esempio con la pizza castelnuovese, che è un'invenzione di un ristoratore, Ilario, del ristorante dei Pini. Questa pizza praticamente è fatta con della patè di olive, mozzarella, pomodorini, si mette in forno e alla fine ci si aggiunge qualche fetta di prosciutta castelnuovese. Qui abbiamo un coniglio arrotolato con uova e mortadella Bologna praticamente. Qui abbiamo un piatto tipico di Castelnuovo che si chiamano praticamente lattughine in brodo, e che era un piatto che nell'Ottocento i nobili di Castelnuovo mangiavano e che ci viene proposto dal ristorante Armanda. Vicino alla prosciutta abbiamo praticamente questo pane cotto a legna, e questo è un altro piatto tipico di Castelnuovo che si chiama chizzoa, e sarebbe una focaccia con praticamente la salsiccia dentro, del sale grosso sopra.
Poi qui abbiamo quello che abbiamo già visto naturalmente prima, i panigazzi. E qua abbiamo le torte di verdura, che sono anche queste abbastanza tipiche. Abbiamo del pesto, che viene fatto con del basilico biologico. In rappresentanza dei nostri oli abbiamo olio dello scoglio e poi abbiamo il bel fiore, che anche qui con delle composte particolari. Qui a sinistra abbiamo i nostri vini, il nostro Vermentino dei Colli di Luni classico, conosciuto praticamente in tutta Italia, famoso. I dolci, praticamente qui abbiamo una castagnina, questa la facciamo noi del Mulino del Cibus, l'abbiamo arricchita con dei pinoli, della marmellata di fichi, delle scorze di arancia e del rosmarino. Altro dolce tipico, diciamo, della nostra zona, la torta di riso. Noi l'abbiamo impreziosita poi con dell'anice, eccetera, si può fare in varie maniere, però questo è un dolce che da noi va moltissimo. A questo punto abbiamo questi prodotti, che sono dei prodotti biologici, che vengono fatti dall'azienda agricola di Boragna. Noi naturalmente invitiamo tutte le persone curiose e golose e amanti anche della cultura, che sono sparse in giro per l'Italia, di poter venire tranquillamente qui a Castelnuovo, che troveranno questi nostri prodotti che sono anche da considerare fra il top in Italia, e naturalmente il discorso culturale. Tra i tanti itinerari, Castelnuovo Magra è attraversato anche dalla via Francigena. Poi ci sono tante manifestazioni nel corso dell'anno, tra le più importanti la rievocazione storica della pace di Dante del 1306. Per saperne di più andiamo ad incontrare il presidente della Proloco. Noi cominciamo ufficialmente il 25 aprile effettuando una sagra agreste. Questa però viene fatta fuori dal paese, in un bel sito agreste appunto, nella zona di Caprignano. Facciamo la manifestazione più importante nostra, che è la Sagra dell'olio dei prodotti di qualità, che siamo giunti ormai alla 27esima edizione, dove vengono coinvolti i produttori locali di olio, frantoi e prodotti di qualità della zona. Si prosegue a fine giugno, primi di luglio con l'Arte in Fiera, che è una rassegna di prodotti dell'artigianato. Proseguiamo con i festeggiamenti di Santa Maria Maddalena, che è la patrona qui del borgo, che è il 22 di luglio. E dopo ancora la cena medievale con il corteo storico e la rievocazione medievale della pace di Dante. Generalmente è il primo sabato di agosto. La manifestazione coinvolge circa 200-250 persone tra figuranti, eccetera, eccetera. Oggi ne abbiamo una piccola rappresentanza. Dopo la rievocazione storica proseguiamo con i festeggiamenti di San Fedele, che è la quarta domenica di agosto. La manifestazione, sempre da quelle ufficiali, è i Sapori d'autunno, così chiamata Sapori d'autunno, che avviene generalmente la seconda o la terza domenica di ottobre. Veniteci a trovare qui a Castelnuovo Magro, ne vale la pena. Continua il nostro itinerario a Castelnuovo Magra, andiamo a conoscere uno storico viticoltore del Vermentino. Qui c'era un bosco, come là, e piano piano ho portato la ruspa dalle cave e mi chiamavano il matto. È stata un'impresa, diciamo, però fatta così volenterosamente non sentivo la fatica. Comunque, praticamente è successo questo, che poi abbiamo impiantato il vigneto e il risultato si vede, è 40 anni fa, 45.
chiama Costa Marina perché è il posto che si chiama Costa Marina. È a mezzogiorno e forse è la zona più calda della Liguria. E qui il vermentino e basta, perché anche il rosso, ma il rosso poi mi piace, io sono un bianchista. 2 etichette, c'è Costa Marina e il Maggiore. Anche là il Maggiore si chiama Maggiore perché si chiama il Maggiore la zona. La paura che piove, la paura che viene la grandine, i cinghiali che spaccano tutti, e hanno dovuto chiudere dappertutto, ma e se vogliono entrano, perché oramai non sono più cinghiali, sono mostri. La cava non mi ha lasciato dei buoni ricordi, mi ha dei brutti ricordi, specialmente, ma lasciamo perdere. Castelnuovo mi ha dato questa possibilità, perché dico la verità, non credevo nemmeno io di arrivare a questi punti, perché sa, come si fa? Uno può presporre, ma poi i risultati si vedranno. Bisogna amarla la terra, se no nemmeno a metterci, perché se uno lavora malvolentieri fatica 20 volte. Ciao Mariela sono, ma però ti rispondo anche Maria. Sulla scia del Vermentino è nata a Castelnuovo Magra l'Enoteca regionale della Liguria. La parola al Presidente. Siamo in una sala del palazzo settecentesco che ospita il comune. Qua, come vedete, ci sono questi vasconi in marmo, contenevano l'olio e qua c'era anche il vino, perché i prodotti preziosi in quel tempo erano appunto l'olio e il vino, che erano molto buoni. I vasconi ricordano l'olio, però adesso questa sala è la sede dell'Enoteca regionale della Liguria. Dovrebbe associare tutte le aziende ligure che producono vini a denominazione controllata o IGT. Sono 8 le DOC di tutta la Liguria e 4 le IGT. E circa 200 le aziende di tutta la regione, per un quantitativo che si attesta, non arriva a 5 milioni di bottiglie. Piccola produzione quindi, ma di grandissima qualità. Ci sono dei vitigni autoctoni che qua hanno la loro maggiore espressione, dal Vermentino, dei Colli di Luni, per arrivare al Rossese di Dolceacqua, passando dall'Ormeasco del Savonese, per cui diciamo che è una produzione di ottima qualità che ha cominciato con le nuove generazioni a esportare molto anche all'estero. Il Vermentino dei Colli di Luni è una DOC molto importante per quest'area qua. È un vino che si accompagna benissimo con i piatti del territorio, ma soprattutto io vorrei sottolineare la valenza che ha l'agricoltura sotto l'aspetto ambientale e culturale, perché grazie ai vigneti, grazie alla passione di persone anziane che hanno delle storie bellissime, che hanno tramandato ai loro figli, che questo territorio si è salvaguardato. Abbiamo però bisogno di farci conoscere di più in Italia e non solo all'estero, perché quando si assaggia il vino ligure non lo si dimentica più. Con l'assessore al turismo di Castelnuovo Magra andiamo a scoprire il museo multimediale del Vermentino. Benvenuti nel Museo Multimediale del Vermentino del Comune di Castelnuovo Magra, museo che è stato realizzato grazie al progetto Verturmer, un progetto comunitario che ci ha visto protagonisti, in quanto siamo il comune di capofila di questo progetto. E sostanzialmente oggi ci troviamo qui in questo museo che raffigura i 4 territori che sono tutta l'intera Liguria, per quanto riguarda la sua produzione appunto del Vermentino, la Toscana, la Corsica e la Sardegna. Quindi il visitatore che verrà a trovarsi in questi luoghi avrà la possibilità, attraverso i totem multimediali che sono qui presenti, che sono anche visitabili tranquillamente da casa attraverso il sito terredelvermentino.net, di poter conoscere quelle che sono appunto le peculiarità di queste bottiglie o di queste cantine, di queste produzioni che
hanno in comune il solo vitigno del Vermentino, ma che poi in realtà esprimono dei sapori, dei colori che sono molto molto diversi da un territorio ad un altro. Castelnuovo Magra in particolare diventa protagonista, sempre grazie a questo vitigno, nelle date del 2 e del 3 di giugno, comunque nei primi di giugno, quando realizziamo Benvenuto Vermentino, dove tutte le cantine di questi 4 territori, di queste 4 regioni, si vengono a confrontare con le nuove produzioni qui a Castelnuovo Magra, e quindi noi saremo felici di ospitarvi e di avervi qui con noi a degustare la nuova annata del Vermentino. Se veni hier a trobar der vin bon, der mangiare che come chingene, e poi non solo, che tanta roba bella da vedere, sia per i monti, sia che per la roba storica, e allora a questo punto ne marmana altro che aspettarvi, e quando a Ruè avete il benvenuto. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Castelnuovo Magra, viva l'Italia, viaggiate in sicurezza e ciao! Aspettiamo,